via Marche a Pero di Breda di Piave, zona già battuta negli ultimi mesi, malviventi in azione mentre un'anziana era a letto, il cane tramortito, le stanze messe a soqquadro, i proprietari esasperati chiedono più controlli. È morto Ovidio Gobbo, per 37 anni, anima dell'osteria La Gigia di Treviso, grande il cordoglio in città per la scomparsa di un oste riservato e scherzoso, simbolo della trevigianità. Il maltempo non dà tregua alle colture, piogge e grandine nella notte tra Asolano e Montebellunese, i danni maggiori ai campi di mais e alle viti. Avrebbe potuto provocare una strage la donna che di fretta per andare a messa ha imboccato il percorso della Dolomiti Race a Rivamonte a Gordino, mandando 3 ciclisti all'ospedale con fratture multiple. Riapertura della strada delle Gallerie, le malghe del versante trevigiano del Grappa iniziano a sperare nell'arrivo di turisti e nuovi introiti decisivi per la loro sopravvivenza. Un mazzo di crisantemi anonimo per fare delle macabre condoglianze alla candidata sindaco sconfitta a San Fior. So chi è stato, dice, ora denuncio. La grande festa alpina di Bibbione in 30.000 al raduno triveneto delle penne nere trasmesso in diretta dalle emittenti Media Nord-Est. La stecca passa a Conegliano per l'edizione del 2025. Toccante cerimonia di commemorazione questa mattina a Nervesa della battaglia per il 106esimo anniversario della scomparsa del maggiore pilota Francesco Baracca. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso in questa domenica. Allora partiamo dalla cronaca, dai ladri in casa in un'abitazione di via Marche a Pero di Breda di Piave, una zona che in realtà già diverse volte è stata abbattuta dai malviventi negli ultimi mesi. I proprietari sono esasperati, chiedono più controlli, in questo caso i malviventi hanno agito con un'anziana che era a letto mentre dormiva, il cane è stato tramortito, le stanze messe, lo vedrete tra poco, a soqquadro. Tutta la casa sottosopra? Sì. Quanto ci avete messo per sistemare? Da questa mattina, non c'era un orario, da questa mattina. Il letto ancora alzato, cassetti e ante degli armadi aperti, la stanza messa a soqquadro. È quello che rimane del passaggio dei ladri in questa villetta in via Marche nella notte. In questi video le immagini di come la famiglia Girotto ha trovato tutte le altre stanze, ora sistemate. Sono arrivati con il buio. Questa donna che vive nella porzione accanto stava dormendo. Mica aperto, mica ero in letto. E sti qua, insomma, mica fatto neanche alzare capilla. In casa vivono Fabrizio e Cristiano, padre e figlio. Entrambi ieri erano fuori. Sono entrati da qua. Da qui al piano di sopra, dove hanno frugato dappertutto, poi giù, salotto, cucina, dove prima di portarsi via la macchina del caffè, che era qui, se ne sono fatti uno per buttare via le cialde in questo secchiello. Questo è il bottino insieme ad un aspirapolvere. Hanno lasciato però dietro di loro tanta rabbia e paura. Mi trovo impotente davanti a una cosa così. Non so come reagire a tutto ciò, provo rabbia, tanto rammarico perché alla fine non c'è niente e penso l'abbiano capito subito. Via Marche a Breda di Piave, battuta dai ladri diverse volte, già 4 le case colpite negli ultimi mesi. I vicini della famiglia Girotto si sono trovati faccia a faccia con i ladri. Sono state colpite varie case e in ultima comunque un vicino si è trovato anche faccia a faccia con questa persona, c'è stata anche una colluttazione. La famiglia Girotto ospita da diverso tempo questo cane pastore, divenuto suo malgrado famoso perché spesso visto girare libero, cane che dai ladri sarebbe stato tramortito. Chiediamo anche il supporto del paese perché visto che tanti argomenti sono stati presi di mira anche per questioni forse meno importanti e il sindaco in prima persona si è mosso che prenda lui in mano questa situazione. Voi chiedete più controlli? Sì, ma no per il cane che è scappato dai pastori, chiediamo più controlli per quello che sono queste persone che entrano, che veramente spaccano, rompono. Andiamo a Treviso adesso perché c'è grande cordoglio per la morte a 76 anni di Ovidio Gobbo, per 37 anni anima insieme al suo socio Sandro Valiera dell'osteria alla Gigia in centro città. Un oste riservato, scherzoso, sempre con la battuta pronta, davvero simbolo della trevigianità. Poveri pensionati, vecchi e malandati, basta. No, bisogna
cerchiamo di restare giovani. Amava scherzare Ovidio Gobbo con i cronisti e soprattutto con i suoi clienti. Ci aveva risposto così a inizio 2023 quando gli avevamo strappato una battuta in occasione del riconoscimento conferito da Comune e Ascom a 6 negozi storici. E l'osteria La Gigia di Vicolo Barberia, che Ovidio e il socio Sandro Valiera hanno gestito dal 1982 al 2019, era ed è un locale simbolo e un punto di riferimento. Una breve malattia ha portato via Ovidio Gobbo a 76 anni. Generazioni di trevigiani si sono fatti fare il conto da lui a mente, quasi parlando tra sé e sé, mozza, cedro, un eccetera, prima in lire, poi in euro. La notizia della sua morte arriva in una domenica di chiusura e per la città è un colpo al cuore, perché a Ovidio, sorriso buono e battuta pronta, erano affezionati tutti. Era bravo. Andavo sempre a mangiare la mozzarella. Era una delle colonne della trevigianità. Mi ricordo quando faceva sempre i conti 17, 21, 36, 41, 400. Ecco, la velocità nel conteggio del conto era, e sempre la mozzarella era buona, era sempre ottima, era il simbolo di Treviso per me. Sono trevigiano, il simbolo di Treviso era. Mi ha fatto innamorare della matematica perché era lui lo scontrino. Si metteva in fila e portava fuori le cose, bellissimo, è un ricordo meraviglioso. È una pietra miliare di Treviso, è un peccato che non ci sia più, un vero peccato, mi dispiace. E solo adesso vengo a conoscenza di questa triste notizia e sicuramente lascerà un vuoto bello forte nella tradizione storica culinaria trevigiana. 4 cantoni, questo era qua, Treviso. Ovidio Gobbo lascia la moglie Margherita e le figlie Martina e Lorenza, ancora da fissare i funerali. Sui social una pioggia di post e commenti di dispiacere e saluto a un personaggio che resterà nel ricordo e nell'immaginario di tutti. Quando tu ti impegni, quando ci metti passione, quando vuoi bene al tuo lavoro e vuoi bene ai tuoi clienti, ottieni un successo che può essere sia professionale ma soprattutto morale, e credo che oggi la gente che lo ricorderà soprattutto perché gli vuole bene e gli ha voluto bene, e quindi Ovidio è stato un grande professionista, è stato un pilastro della cultura tradizionale trevigiana, ma è una persona alla quale tutti siamo affezionati e gli vogliamo bene. Ora andiamo al maltempo che non dà tregua, ci sono stati pioggia e grandine nella notte che si sono abbattuti di nuovo sulle colture, colpite in particolare le zone dell'Asolano e del Monte Bellunese, i danni maggiori ai campi di mais e ai vigneti. Non si è ancora sciolta del tutto la grandine gocciola dalla rete posizionata sopra le piante di kiwi. A Giavera del Montello l'azienda agricola Breitenberger, che a causa del maltempo a maggio dello scorso anno ha perso oltre il 50% del raccolto, questa volta ha investito migliaia di euro per proteggere le sue coltivazioni. È andata peggio ai campi di mais e alle viti di pino grigio accanto, che non erano al riparo. Oltre il 40% degli acini è andato. Acini divelti e foglie spezzate, ma c'è un altro danno grave che il maltempo ha causato alle colture. Queste piogge ripetute ha costretto i viticoltori a difendere dai funghi e dalla peronospora le piante e le viti, e quindi e oggi siamo qui davanti a questa calamità che c'è stata ieri sera a ripetere ulteriori trattamenti di difesa, quindi siamo qui che abbiamo cambiato la residenza, ce l'abbiamo sul trattore adesso. Intanto il moltiplicarsi di eventi atmosferici intensi ha fatto schizzare in alto i prezzi delle assicurazioni per gli agricoltori. Spesso è difficile scegliere se assicurarsi perché il costo dell'assicurazione diventa impegnativo. Vento e grandine hanno ricoperto i campi anche in tutta la zona dell'Asolano. Questo video postato da un agricoltore mostra i campi di mais a Unè di Fonte. Chicchi grossi sono caduti a Villa d'Asolo, Caselle d'Asolo, Mussolente e Montebelluna. A Volpago del Montello è stata avviata un'indagine sugli alberi delle scuole dopo che la scorsa settimana un grosso olmo era caduto a causa del maltempo nel cortile della scuola dell'infanzia. Un albero che era stato, diciamo così, in realtà segnalato da parte del comitato genitori, che poi l'ufficio era uscito e era stato potato, quindi ridotto un po' come volume,
Però diciamo che la Protezione Civile di Volpago domenica pomeriggio ha lavorato su tutto il territorio. Ci sono stati moltissimi alberi caduti proprio lungo le strade del Montello, ha lavorato tutto il pomeriggio per liberarle. E avrebbe potuto provocare una strage la donna che stamattina a Rivamonte a Gordino, mentre si stava svolgendo la Sportful Dolomiti Race, ha forzato il blocco di sicurezza e proseguito lungo la strada, travolgendo alla curva di Forcelle Franche con la sua auto 3 ciclisti impegnati nella competizione. Si tratta di un 46enne di Lucca, un 34enne di Rovereto, un 49enne irlandese che hanno riportato fratture multiple, sono stati subito soccorsi da 3 ambulanze e ricoverati in ospedale ad Agordo. La donna si è giustificata dicendo che aveva fretta perché era in ritardo per la messa, furiosi gli organizzatori che hanno già dichiarato di voler denunciare l'automobilista. Torniamo adesso sulla riapertura della strada delle gallerie sul Grappa. Le malghe del versante trevigiano iniziano a sperare nell'arrivo di turisti e nuovi introiti decisivi, dicono, per la loro sopravvivenza. Siamo contenti di sapere che le hanno aperte. Con l'inaugurazione delle gallerie siamo sicuramente felici, in quanto i turisti arriveranno sicuramente meglio da noi rispetto a prima. Un anno dalla progettazione alla gara di appalto, 1 anno e 8 mesi di cantiere, totale chiusura 2 anni e 8 mesi. Dopo quasi 3 anni di isolamento, le malghe sul Monte Grappa stanno finalmente respirando aria di speranza. La riapertura della strada delle gallerie ha segnato la fine di un'era di difficoltà. Le malghe Mure, Cason del Sol, Piz, Archeson, Archesette e Paradiso ora sono raggiungibili con facilità anche dal versante di Bassano, Borso e Pieve del Grappa. La situazione era diventata critica, rifornimenti impossibili, latte non portabile a valle, la sopravvivenza delle malghe era in pericolo. Sono 3 anni che siamo qui in sofferenza e era ora che fossero aperte, perché tra il turismo un 35%, 40% di turismo in meno. E era un grande disagio. Le spese qui sono tante, se si lavora e si lavora bene, si porta a casa un soldo, si sta in piedi l'azienda e si va avanti, altrimenti per fare una patta è meglio stare a casa. Secondo me, se molliamo noi qui le malghe, resta solo i rovi, i lupi, i cinghiali qui. Le malghe sono più che semplici rifugi, sono la vita stessa delle montagne. Se esistono questi pascoli che ci sono attorno qua adesso, se esistono queste possibilità di vedere la natura, è per merito loro, perché loro, oggi siamo qua che festeggiamo con loro, ma in genere sono soli, abbandonati, e se non riusciamo a fare in modo che arrivi il turista a comprare il formaggio che produce, i prodotti che fanno, il malghese non sarebbe più il tutore del nostro territorio. In queste malghe vengono prodotti il morlacco e il bastardo del Grappa, vere eccellenze casearie del territorio. E bisogna salvaguardare le malghe del Grappa, che sono un numero abbastanza consistente, una quindicina, e i prodotti tipici che fanno in questo territorio. Con la riapertura della strada c'è speranza che queste realtà possano continuare ad esistere, nonostante le difficoltà per alcuni siano ancora presenti, come a Malgapizza. Un grande disagio che abbiamo qua è che ancora la parte verso la provincia di Belluno qui del massiccio del Grappa siamo ancora senza corrente elettrica, e qui abbiamo i generatori, i gruppi generatori, io ne ho 2 e ci vogliono dai 40 ai 50 ettolitri di gasolio all'anno. Ma le promesse vi erano state fatte? Le promesse, adesso speriamo, qui col comune di Sette Viglie adesso c'è stata la fusione, e la speranza è che arrivi entro 1 anno, 2 anni. E l'intervento alle gallerie della Prima Guerra Mondiale sul Grappa era stato eseguito ovviamente per la sicurezza stradale. Purtroppo proprio in tema di sicurezza stradale dobbiamo registrare nel Veneto 2 vittime, entrambe nel Padovano in queste ultime ore. Vedete le foto. Nella serata di ieri un centauro 43enne, Pietro Salmaso, padre di 2 figlie, è morto mentre percorreva con la sua 2 ruote Corso Argentina. Si è scontrato contro un'auto poco dopo l'immissione da Corso Stati Uniti. Lavorava come meccanico presso la concessionaria Ceccato. Sconvolta l'intera comunità di Ponte San Nicolò, dove l'uomo risiedeva con la famiglia, e sempre nella notte appena trascorsa un 34enne che rientrava a casa a piedi a Bovolenta, camminava sul ciglio della strada ed è stato travolto e ucciso da un'auto. Si chiamava Alexander Volontir, è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente un'ambulanza del SUEM 118 e i carabinieri.
Ed è stato nella Marca trevigiana invece una giornata, un pomeriggio problematico per quanto riguarda la Feltrina, perché a Trevignano, nei pressi di Mobil Discount, nel primo pomeriggio una coppia residente nel Veneziano in moto è stata urtata da un'auto con 2 ragazzi a bordo. 3 i mezzi di soccorso intervenuti sul posto con l'automedica di Montebelluna. Il conducente della moto è stato accompagnato a Treviso, la moglie e la ragazza alla guida accompagnate a Montebelluna da altre 2 ambulanze. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Adesso andiamo a un'altra vicenda che ci porta a San Fior, un mazzo di crisantemi anonimo per fare delle macabre condoglianze alla candidata sindaca sconfitta proprio in quel comune, San Fior, Marica Urban. Lei prima ci ha scherzato, poi ha annunciato di aver già identificato il o la responsabile e di voler procedere con una denuncia. Questi i meravigliosi fiori che ho ricevuto ieri mattina, ve li faccio vedere, degli splendidi crisantemi, e questo il biglietto che ritengo di minaccia. Condoglianze, per fortuna i tuoi concittadini sono intelligenti. Questo è il contenuto del biglietto che accompagnava il mazzo di crisantemi fatto recapitare anonimamente all'ormai ex candidata sindaco di San Fior, Marica Urban, che alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, sostenuta dalla Lega, era uscita sconfitta dal già sindaco Gastone Martorell, ritornato alla guida del comune. Dipendente della regione, già nello staff del presidente Zaia, Urban ha risposto con l'ironia, facendosi ritrarre con i fiori all'esterno del cimitero e specificando di non essere né afflitta né tantomeno in lutto per aver perso. Peraltro l'autore, o meglio l'autrice del gesto, sarebbe già stata identificata dalla stessa Urban. Non conosco le ragioni di tale cattiveria, ma conosco per certo l'identità dell'autore di tale gesto, che ritengo non abbia agito da solo. Ho incaricato un mio legale di fiducia a tutela della sottoscritta e della mia famiglia. La cosa che più mi infastidisce è sicuramente l'aver rovinato la serenità di tante persone, i miei genitori, la mia famiglia e anche la mia squadra. Denuncerò al questore il gesto che ritengo di minaccia perché proceda all'ammonimento dell'autore così come previsto dal testo della pubblica sicurezza. Ricordo che ad ogni azione segue una conseguenza. Queste dunque le dichiarazioni di Urban. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torneremo con il raduno triveneto degli alpini. Ben ritrovati in diretta, andiamo avanti col nostro telegiornale, anzi sarebbe il caso di dire torniamo a Bibbione dopo la nostra lunga diretta di questa mattina per il raduno triveneto degli alpini, in 30.000 sul litorale per questo appuntamento, folte come sempre le rappresentanze dalla Marca trevigiana con Conegliano che raccoglie la stecca per il 2025. Davanti a voi, signore e signori, la sezione di Valdobbiadene. Valdobbiadene, Treviso, Vittorio Veneto sfilano al raduno triveneto degli alpini di Bibbione dalle Alpi a quota zero. Conegliano, che raccoglie la stecca da San Michele al Tagliamento, arriva per ultima dopo Venezia e si prepara ad accogliere le penne nere di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia il 13, 14 e 15 giugno 2025. A Bibbione in 30.000 per l'ultima delle 3 giornate culminate nella serata di cori e fanfare e nello sfilamento di una domenica mattina finalmente estiva. A voi la sezione de Conegliano. Anin Devan. Avanti Conegliano! Dalla Dunata Nazionale, dalle montagne simbolo di Vicenza alle spiagge del litorale veneziano, la grande festa delle penne nere si rinnova e le reti Media Nord-Est la trasmettono in diretta dalle prime ore del mattino, quando Bibbione ancora dorme. Poi l'ammassamento fino alla partenza del lungo partecipato corteo. Sfilano le autorità, regione, provincia, città metropolitana, comune di San Michele. Avanza il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, al fianco del quale marcia fiero il presidente nazionale Sebastiano Favero con il consiglio direttivo. Bibbione abbraccia gli alpini e lascia a Conegliano il testimone. Un'occasione per ritrovare negli alpini la giusta ispirazione per diventare uomini e donne migliori. Grazie, viva gli alpini, viva l'Italia. A nome della sezione di Venezia, sono lieto e onorato di consegnare alla sezione di Conegliano questo testimone di impegno. La stecca,
siamo onorati in questa occasione. Il prossimo anno la sezione festeggia il centenario di Costituzione. Quale modo migliore per ospitare il raduno del nostro terzo raggruppamento? Evviva gli alpini e viva la sezione di Conegliano! La soddisfazione è tanta veramente, perché abbiamo visto anche oggi cosa vuol dire un raduno triveneto degli alpini. Tanta gioia, tanta allegria, ma anche tanti valori. Ha detto giustamente il Presidente Favero, questa è una sfilata di pace. Gli alpini sono l'incarnazione della pace, hanno fatto nel mondo e stanno facendo nel mondo tantissime opere di volontariato, aiutano i comuni tutto il giorno e noi siamo fieri ed orgogliosi che il 2025 veda la radunata triveneta a Conegliano, città degli alpini. E allora andiamo a sentire le voci e le emozioni che ha raccolto a Bibbione il nostro Lucio Zanato. Gli alpini a quota zero a Bibbione scaldano il cuore dei veneti. Dalle montagne al mare il racconto di un viaggio, quello delle penne nere del Triveneto che sul territorio continuano ad operare anche oggi nel nome dei valori di unità, solidarietà e altruismo. Da Piazzale Zenit le voci delle tante penne nere incontrate in arrivo dalla Marca. L'importante è essere alpino? Sì, con 2 figli alpini. Bene, grazie. I valori alpini se li ha portati? Sempre. Gli alpini sono un po' come i templari, sono votati, è una fede. Sì, sempre, comunque, perché tanto abbiamo fatto la prima sfilata a Firenze 75, capogruppo 79, tra io il più giovane capogruppo della sezione 79. Campo Croce. Campo Croce di Mogliano Veneto, Fulano Renato, 7° alpini Tai di Cadore. Resana, sì, Torre Silvano, gruppo degli alpini di Resana. Quando doveva afferrarli, cosa diceva ai muli? Niente, eravamo lì, li prendevi la gamba pian piano, lo accarezzavi, una carezza e basta. Insomma, lei ha imparato il saper fare anche con gli uomini lavorando con i muli. Bravo, sì, è proprio vero. Alpino? Alpino, 11° alpini d'arresto, 269. Chi vuole salutare a casa? Tutta quanta la famiglia, tutti quanti conoscenti. Campocroce, Ponte di Piave, Zero Branco, Istrana, tutti i comuni trevigiani. Prima la festa, poi lo sfilamento. Un pensiero anche per le donne a fianco degli alpini. Queste sono le poste che venivano portate al fronte e le lettere dalle famiglie. Da quanti anni è che lei porta avanti questo ricordo? Da tanti anni, che io mi ricordo ero ancora una bambina. E sono valori questi che rappresentiamo che sono molto importanti anche per il futuro dei giovani. Alpini che durante la Grande Guerra sono stati anche carabinieri, acclamati dalla folla e salutati dai tanti fratelli che con la loro presenza oggi hanno voluto onorarli. Siamo stati orgogliosi, noi siamo qui di San Michele, siamo entusiasti di vedere tanti alpini, tanti fratelli alpini. Questo ci fa onore anche a noi bersaglieri. La storia d'Italia, ci sono i nostri irredenti, ci sono i nostri Giuliano Dalmati. Davvero tante voci e tante emozioni. Allora, oggi c'è stata anche un'altra cerimonia toccante, la commemorazione stamattina a Nervesa della battaglia del maggiore pilota Francesco Baracca. Per me è un profondo onore essere qui oggi, mi inchino ai gonfaloni di Vittorio Veneto di Treviso decorati a medaglia d'oro, essere qui davanti al nostro eroe, al nostro papà che ci ha insegnato veramente tanto nella nostra professione. La cerimonia a 106 anni dalla sua scomparsa davanti al sacello dell'Asso degli Assi. È così che Francesco Baracca, maggiore pilota, era chiamato e con questo appellativo ricordato e onorato oggi dalle maggiori cariche civili e militari, dai labari delle associazioni combattentistiche, da diversi primi cittadini e da tanti uomini comuni. Un uomo che ha sacrificato la vita per un bene più alto, la libertà, e ricordano le autorità nelle loro dichiarazioni. Un esempio di cui fare tesoro ancora oggi, un messaggio rivolto anche alle nuove generazioni. Pensare, riflettere a determinati valori che sono dei valori fondanti per la nostra libertà. Ecco, oggi noi siamo qui a ricordare una persona, un eroe, un mito veramente per l'aeronautica militare, che ha donato la sua vita e ha rinunciato ai suoi affetti per assicurare questi valori, e quindi ritengo che sia giusto ringraziarlo in maniera simbolica a nome di tutta quanta l'aeronautica militare, sia lui e tutti quelli che hanno perso la vita, perché hanno consentito a questi ragazzi di poter vivere la loro vita in piena serenità.
Una cerimonia iniziata con l'alzabandiera, proseguita con i discorsi ufficiali e la deposizione di 3 corone d'alloro presso il Sacello. Ad accogliere il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale Luca Goretti, il sindaco di Nervesa della Battaglia Mara Fontebasso e il colonnello Emanuele Chiadroni, comandante del 51esimo stormo base di Strana. Un eccellente italiano, un eroe nazionale, ha detto Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, davanti alla sua tomba. Soprattutto quando l'Italia è protagonista nel palcoscenico internazionale dovremmo ricordarci che ci sono persone straordinarie che hanno dato la vita per noi, quindi dovremmo essere tutti quanti all'altezza. Oggi peraltro inizia e speriamo che possa portare a qualcosa di positivo, un processo faticosissimo, molto complicato di pace. Non so se riusciremo ad ottenere risultati concreti sin dall'inizio, però è già qualcosa. Presente alla commemorazione anche il pronipote di Francesco Baracca, l'avvocato Giovanni Baracca. Baracca effettivamente è una leggenda e è un esempio comunque da emulare proprio per i valori che lui in qualche maniera trasmette. Lasciamo quest'ampia pagina, cambiamo decisamente argomento, lo alleggeriamo, andiamo a Silea a imparare a preparare e a cucinare la pizza. È terminato il corso di 4 lezioni promosso in collaborazione con il Comune, che ha visto la partecipazione di molti giovani che in questo modo si avviano anche a una professione. E professore d'eccezione era Luca Bonazza, campione mondiale di velocità nel 2023. Mani piene di farina che impastano, i ragazzi si sono impegnati nella preparazione della pizza, un corso giunto alla sua 4ª edizione che ha coinvolto i giovani dai 16 ai 22 anni. A dare i loro consigli Luca Bonazza, vicecampione mondiale di velocità 2023 e top 30 al mondiale pizza 2023. È un'esperienza dove i ragazzi sono molto stimolati e potenzialmente possono essere inseriti nel mondo del lavoro. Siccome è il lavoro che faccio con passione, trovo che sia bello condividere le proprie esperienze e metterle a disposizione anche degli altri. Partendo dalle materie prime fino al prodotto finale, soddisfatti i ragazzi, alcuni esperti che hanno affinato la tecnica, altri invece hanno imparato le nozioni base. È stata un'esperienza molto interessante che mi ha fatto apprendere nuove tecniche e curiosità sulla pizza e magari mi servirà in futuro per lavorare magari all'estero. No, per me è stata una bella esperienza, insomma Luca è stato un insegnante molto completo, ha dato concetti anche di teoria molto interessanti e sì, è utile anche per approfondire, è un buon punto di inizio, è stato molto bello. Per me invece è stato sempre interessante, anche divertente. Io non sapevo niente di come si preparava la cucina proprio zero. Grazie a Luca che è stato bravissimo anche con la chiarezza con cui ci ha spiegato le cose e soprattutto anche la sua pazienza. Preparata e mangiata, i ragazzi si sono detti soddisfatti, alcuni hanno pensato di avvicinarsi a questo lavoro. Siamo molto orgogliosi di aver ospitato questa iniziativa per la 4ª volta consecutiva. Sono rimasto impressionato molto dall'impegno che ci hanno messo questi ragazzi ad apprendere le nozioni dal nostro campione del mondo Luca Bonazza per imparare a fare la pizza. Spero che questa iniziativa si ripeta ancora. Ed eccoli, giovani alla fine del corso con il diploma in mano, alcuni hanno già pensato di tornare anche il prossimo anno. Da martedì invece la Loggia dei Cavalieri a Treviso si trasformerà in un set fotografico per l'iniziativa solidale Noi siamo Treviso. L'emozione anche di quest'anno sarà quali storie mi verranno a raccontare i trevigiani, beh lo vedrete alla mostra. Torna per il 4º anno consecutivo Noi siamo Treviso. Da martedì 18 a domenica 23 giugno sarà possibile farsi immortalare sotto la Loggia dei 300 dall'obiettivo del fotografo trevigiano Giovanni Vecchiato, da soli, in coppia, in gruppo, con il proprio animale da compagnia. La Loggia ospiterà un vero e proprio set, quindi i fotoritratti saranno esposti dal 5 luglio al Museo Bailo. Scopo non solo raccontare Treviso attraverso le storie e i volti di chi si farà ritrarre, ma anche raccogliere fondi per la ricerca pediatrica e in particolare per la Fondazione Città della Speranza di Padova.
sociale perché di fatto include in questo grande progetto la comunità trevigiana, cioè i ritratti dei cittadini trevigiani che hanno il piacere di riconoscersi in questo grande progetto che poi avrà il suo momento espositivo al Museo Bailo, quindi vengono ripresi i volti dei cittadini trevigiani per costruire la comunità. Ogni anno ci sono delle storie particolari che porto poi nella mia memoria. Il primo anno è stata la foto di Alessandro, che è un bambino autistico che venne col suo papà e la sua mamma a farsi ritrarre e cominciò a gesticolare facendo cose apparentemente senza senso. Poi mi resi conto che lui stava comunicando con me, che aveva perfettamente capito quello che stavo facendo. Poi altre storie, la storia di una ragazza che venne i primi giorni a farsi ritrarre col cane, che nel frattempo morì, e quando allestimmo la mostra decisi di fare un ingrandimento dedicata a lei e al suo cane. Un anno in cui, per una folata di vento, perché ricordiamoci che ci sono i soffioni sotto la loggia dei 300, distrussi l'ombrello del Flash, e un ombrellaio, l'unico ombrellaio ancora operativo a Treviso, venne e mi aggiustò l'ombrello del Flash, e ho la foto di lui con l'ombrello aggiustato. Foto dunque da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Grazie alla disponibilità di Lucio Stramare, che esporrà una parte della sua collezione di occhiali al Museo Salce in occasione della mostra Arte del Vedere, sarà possibile utilizzare alcuni modelli vintage per le foto. Grazie a questa bellissima manifestazione la comunità trevigiana si unisce in un abbraccio virtuale e virtuoso con la ricerca pediatrica a sostegno dei piccoli pazienti. A noi piace in particolar modo e ci dà modo di essere presenti durante tutto il periodo degli scatti fotografici con i nostri preziosi volontari, sempre attivi e soprattutto sempre a disposizione anche delle persone che hanno bisogno, desiderio di avere notizie in più sulle attività della Fondazione Città della Speranza. Adesso andiamo allo spazio che dedichiamo ogni domenica all'archivio storico di Antenna 3. Siamo nel fine settimana tra elezioni europee amministrative e secondi turni in vista dei ballottaggi. Proposte politiche e candidati a confronto sui temi della gente e anche con il passato, come vi proponiamo come spunto di riflessione questa sera nella rubrica appunto dedicata alla nostra storia. Andiamo indietro di 40 anni a sentire cosa diceva Luciano Lama, leader CGIL del Partito Comunista, agli operai della sinistra Piave. Si allunga la serie di ospiti di spicco nella Marca trevigiana per gli ultimi sgoccioli della campagna elettorale. Stamattina all'aeroporto San Giuseppe è arrivato di buon'ora Luciano Lama, ex segretario della CGIL, che ha ripreso l'attività politica nel Partito Comunista. Eccolo, colto al volo dal nostro microfono. Lama, nel suo giro in queste settimane, che impressione ha avuto? Si ha l'impressione che sia una campagna elettorale incentrata sullo scontro di CPSI? Beh, questo è certamente uno dei temi importanti della campagna elettorale, se non altro perché è la questione che pone il problema della ricostruzione o meno del pentapartito. Io credo però che nella realtà, cioè nel ragionamento che fanno gli elettori, sia presente largamente anche l'ipotesi che abbiamo avanzato noi, che è poi l'altra ipotesi credibile di questa campagna elettorale, cioè il problema dell'alternativa. Ecco, problema dell'alternativa che voi ponete come vostro punto cardine in chiave politica. Il compromesso storico è del passato? Sì, il compromesso storico è del passato, è un'esperienza che ormai sta dietro le nostre spalle e non mi pare proprio che ci sia alcuna possibilità, ammesso che ci fosse anche la volontà di ricrearla. Da parte nostra non c'è neppure la volontà, naturalmente. Ultima battuta sul Partito Comunista. Molti dicono è cambiato, sta cambiando, si sta, non vorrei dire spostando a destra, ma è un po' meno a sinistra del passato. È vero oppure no? Il nostro partito è un partito che cerca di esprimere le posizioni reali di gran parte del mondo del lavoro che tradizionalmente rappresentiamo e mi pare che la nostra posizione attuale sia da questo punto di vista fedele alla tradizione, cioè
Noi abbiamo una posizione che è quella che si richiama a questa grande maggioranza del mondo del lavoro, senza dimenticare che il governo del Paese esige naturalmente una comprensione reale degli interessi generali che noi ci sforziamo di rappresentare. Grazie e buon lavoro. Grazie. L'esponente comunista, che era accompagnato dal segretario provinciale Tiziano Gava, si è poi diretto a Conegliano per una manifestazione al Cinema Moderno. Un tuffo nel nostro passato, dunque, era l'ultimo servizio per questa nostra edizione. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata. Arrivederci.